permettervi di chiamare almeno Silvia Serra? Sì. Sì. Rita, quindi preferisci andare in piedi? Questo è il nostro microfono. Boh, adesso vedo. Sono con un'arbitra. Se vuoi ti puoi anche alzare in piedi qui, in modo tale che Sì. io lì un po' controllo. Questo è sempre acceso, ricordati, no? Sì. Io mi metto qui perché un po'. Se mi dovessi. E allora, siccome qui facciamo come ho fatto stamattina con la direttrice Aversa, quando tu mi siedo io qui e tu vai. Facciamo questo modo. Sì, sì. Un bacione anche a te, ciao tesoro, ciao. Ok. Abbassiamo l'audio. Buonasera, vi chiedo cortesemente gli ospiti che sono in fondo se vi potete avvicinare così siamo un po' più compatti. Grazie. Ok, spero bene. Non riesco a silenziare. Grazie. Allora, iniziamo subito con questo workshop, le nuove tecnologie, gli incentivi e l'inclusione 2024. Iniziamo subito con l'ispettorato. Prego. Buonasera, buonasera a tutti. Sono Rita Pireddu e sono un ispettore del lavoro in servizio presso l'ispettorato d'area metropolitana di Cagliari Oristano. Vi porto in primo luogo i saluti del nostro direttore, la dottoressa Irene Camarata, del suo staff, la responsabile del processo vigilanza Luisa Versa e la responsabile del processo servizio all'utenza, dottoressa Silvia Serra. Oggi tratteremo un argomento che per alcuni versi proprio allo staff di direzione è sembrato in qualche misura meritorio di attenzione, di una maggiore attenzione. Quindi oggi parleremo di tutti quei sistemi di cui un datore di lavoro può essere necessitato a dotarsene, che però da questi potrebbe derivare un controllo sul personale occupato, sui lavoratori. Per questa ragione tutto questo argomento, cioè i controlli a distanza, e quindi parliamo per esempio di videosorveglianza piuttosto che sistemi di geolocalizzazione sui mezzi utilizzati dal personale occupato, ancora altri sistemi tecnologici avanzati, immaginiamo per esempio un call center che riceve telefonate inbound o outbound, cioè in ingresso o in uscita, ecco, e quindi necessita della registrazione di queste telefonate. Ecco, tutto questo mondo tecnologico ha necessità di essere regolamentato nel suo utilizzo per evitare che i lavoratori poi incorrano in situazioni lesive della propria dignità. Pertanto ci troviamo nell'alveo dell'articolo 4 della legge 300 del 20 maggio del 70, meglio conosciuta come Statuto dei lavoratori. Ecco,
Una legge sicuramente che ha i suoi anni, potremmo definirla una legge boomer, con un termine molto in voga oggi, e in quanto tale necessitava sicuramente di un adeguamento. Lo Statuto dei lavoratori nasce dopo una lunga gestazione, una gestazione che è durata quasi 10 anni e che è arrivata poi all'emanazione appunto a maggio del 70, in un contesto storico in cui l'Italia appunto si trovava ad avere un numero elevatissimo di lavoratori occupati, perché elevato era il numero delle aziende, appunto si attraversava il boom economico degli anni 60. Quindi in quel contesto storico va letta quella norma e la rigidità con cui col suo incipit, proprio il comma 1 dell'articolo 4, espressamente enunciava il divieto di installazione di sistemi di videosorveglianza. Chiaramente non trattava gli altri sistemi, perché era assolutamente fuori tempo parlare di GPS piuttosto che di altri sistemi, visto che eravamo appunto negli anni 70. Ecco, quindi il comma 1 enunciava il divieto di installare sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Al comma 2 poi c'era una sorta di apertura, una deroga, che prevedeva di poter invece installare questi strumenti laddove vi fossero due ordini di motivazioni, cioè ragioni organizzative e produttive, ovvero ragioni di sicurezza sul lavoro. Oggi potremmo dire il decreto legislativo 81 del 2008, quello sulla sicurezza sul lavoro, al tempo ovviamente non esisteva ancora. Però tutto questo discorso, ecco, derogava al divieto imposto dal comma 1, chiaramente in primo luogo tentando di raggiungere un accordo con le RSA o le RSU, o ancora quando l'azienda avesse avuto sedi in province o addirittura in regioni diverse del territorio italiano, si poteva tranquillamente ricorrere alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Viceversa, laddove non si fosse riusciti a raggiungere un accordo sindacale, si poteva rivolgersi all'ispettorato competente per territorio, il quale avrebbe provveduto a rilasciare l'autorizzazione. Questo, in linea di massima, era il panorama pre-restyling della legge 300, dell'articolo 4 della legge 300. Una legge, abbiamo detto, abbastanza datata al momento, che rischiava di non essere più attuale rispetto ai sistemi e alle modalità di lavoro che andavano insomma via via verificandosi, avendosi. Quindi praticamente cosa è successo? Una legge concepita con quei due commi, il comma 1 e il comma 2, che presentavano una certa rigidità, all'affacciarsi degli anni 80 e ancora di più degli anni 90, diventava un attimino datata, qualche rughetta ce l'aveva, qualche difficoltà a relazionarsi con l'avanzare delle tecnologie, si vedeva tutto. Quindi interviene in questo senso il decreto legislativo 151 del 2015 con l'articolo 23, che fa parte del Jobs Act. Cosa fa l'articolo 23? Praticamente riscrive completamente il comma 1 dell'articolo 4 della 300, spazzando via quel divieto categorico e introducendo invece una modalità differente per poter accedere all'eventuale accordo sindacale o ancora o in mancanza di questo alle autorizzazioni da parte dell'ispettorato competente. In che modo? Introduce una terza motivazione. Abbiamo detto prima che le motivazioni previste in origine dal comma 1 dell'articolo 4 erano due e solo due, ovvero motivi organizzativi e produttivi o motivi di sicurezza sul lavoro.
Ecco, l'articolo 23 del 151 introduce un nuovo motivo di richiesta ed è quello della tutela del patrimonio aziendale. Ora, si capisce che introducendo questa motivazione la platea dei datori di lavoro che potevano accedere a questo strumento diventavano davvero tanti. E l'esigenza di tutelare il patrimonio aziendale era importante, era giusto, era giustificato, però tutto questo andava regolamentato. In che modo? Ecco, la 151 all'articolo 23 introduce quindi questa nuova motivazione, ma introduce anche altri elementi. Per esempio, introduce il concetto di codice della privacy, la 196, appunto meglio conosciuta come codice della privacy, che impone al datore di lavoro che entri in possesso di dati personali o ancor più delicati, sensibili, debba trattarli nella maniera prevista appunto dal codice. Ed inoltre al comma 2 esclude in maniera assoluta dalla necessità di dotarsi di accordo sindacale, ovvero in assenza di questo, di autorizzazione da parte dell'ispettorato, tutti quegli strumenti che sono assolutamente necessari, e sottolineo però la parola necessari, indispensabili, allo svolgimento della propria attività lavorativa. Immaginiamo per esempio un badge di ingresso al lavoro, immaginiamo un badge ai tornelli o ancora dei computer che abbiano comunque una geolocalizzazione, o anche per esempio i palmari che ormai sono diventati necessari per tutte quelle aziende che effettuano la consegna a domicilio, o anche banalmente la posta, ormai le raccomandate ce le fanno firmare in un palmare. Ecco, quei palmari sono geolocalizzati, però sono anche strumenti indispensabili del lavoro, quindi il legislatore, per snellire un attimino le procedure, un attimino forzate, ormai un attimino quasi anacronistiche rispetto ai tempi e alla tecnologia che corre veloce, ha voluto fare un restyling di questa norma e quindi ha introdotto questo concetto. Ma la cosa più importante appunto che introduce è questo concetto del tutto nuovo, che è quello del rispetto della privacy. Rispetto della privacy, e introduce anche un'altra importante novità, che è quella di bilanciare gli interessi tra le parti. Che cosa significa? Introduce questo concetto, introduce il concetto di liceità, introduce il concetto di necessità e quello appunto del bilanciamento degli interessi tra le parti. Cosa significa? Significa che la liceità significa io sono autorizzato a raccogliere questi dati perché a monte ho raggiunto un accordo sindacale che è stato vagliato dalle organizzazioni sindacali, ovvero dalle RSA o RSU aziendali, oppure ho avuto un'autorizzazione da parte dell'ispettorato competente per territorio. Quindi è lecito che io raccolga quei dati, ma i dati devono essere anche necessari, ovvero non devo raccogliere i cosiddetti, un nome tecnico, i dati ultroni, cioè tutti quelli che vanno oltre la necessità di un datore di lavoro per perseguire i suoi 3 obiettivi: quello dell'organizzazione e della produzione, quello eventualmente della sicurezza o quello della tutela del patrimonio. Ecco, quindi i dati devono essere strettamente necessari. Ancora, bisogna percorrere un bilanciamento di interessi, cercarlo in tutti i modi. Cioè l'interesse giusto, legittimo del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio o gli altri non deve ledere in alcun modo il diritto del lavoratore di lavorare con una certa libertà, che non vuol dire negligenza, che non vuol dire sottrarsi ai propri doveri, ma sicuramente non deve essere nemmeno lesivo della sua dignità e della sua libertà. Ecco. Questo è l'aspetto fondamentale che ha introdotto appunto l'articolo 23. Quindi il datore di lavoro oggi si trova davanti a 3 motivazioni. Ma che cosa deve fare il datore di lavoro per dotarsi di questi sistemi? Perché questa poi alla fine è la domanda più importante, no? Siamo qui anche per capire come mi devo muovere se
intendo dotarmi di un impianto di videosorveglianza, oppure voglio installare i GPS nei miei camion o nei miei mezzi con i quali appunto lavoro, oppure sono un call center, faccio delle vendite online e siccome la tutela del consumatore prevede che sia obbligatoria la registrazione delle chiamate, pena la nullità del contratto, allora se io non mi doto di questi strumenti io non posso lavorare. E allora cosa devo fare però per dotarmi di questi strumenti? Devo innanzitutto cercare di raggiungere un accordo sindacale con le RSA o le RSU, se è presente in azienda, se l'azienda ha una sola sede. Se invece ha più sedi nel territorio regionale o ancora a livello nazionale, ecco, può raggiungerlo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e quindi attrezzarsi di questo provvedimento che rende lecito quindi l'installazione di questi sistemi. Se però dopo può aver tentato di raggiungere questo accordo oppure può non avere in azienda le RSA e le RSU, immaginiamo il tessuto produttivo italiano è fortemente dominato da piccole aziende dove non esiste una RSA o una RSU, ecco, in quei casi, rappresentato il fatto che non può assolutamente raggiungere questo accordo, presenterà istanza all'ispettorato del lavoro. Allora, le istanze sono di due tipi. Una è dedicata alla richiesta di installazione di impianti di videosorveglianza, l'altra invece è destinata alle istanze riguardanti l'installazione di geolocalizzatori, cosiddetti GPS, e tutti gli altri sistemi, per esempio anche un sistema di registrazione delle chiamate per i centralini o per esempio anche la raccolta di dati biometrici. Immaginate un'industria farmaceutica dove è assolutamente necessario per contrastare lo spionaggio industriale che in quel settore è particolarmente sentito, ecco, il riconoscimento facciale oppure di altri dati biometrici è necessario. Quindi io mi devo dotare di questi strumenti. Ecco, utilizzerò quindi la seconda tipologia di istanza che devo corredare con una relazione abbastanza esaustiva, il più possibile esaustiva in modo tale che si vada veloci nel rilasciare l'autorizzazione e questa relazione deve contenere quelle che sono le motivazioni per cui un datore di lavoro ricorre a questi sistemi. Per esempio, se invece si tratta di ragioni legate alla sicurezza sul lavoro, quindi all'81 del 2008, in quel caso il datore di lavoro è bene che alleghi anche un DVR, perché dal DVR, documento di valutazione dei rischi, il datore di lavoro può meglio specificare quelli che sono i rischi a cui espone i propri lavoratori. Mi è capitato per esempio una volta di fare una verifica presso un cementificio dove il lavoratore doveva lavorare in una zona completamente isolata. Pertanto, ecco, quello rappresentava un problema e lui stesso chiese al datore di lavoro di poter essere controllato perché aveva paura di poter avere un malore, eccetera. Ecco, questa era una di quelle situazioni per cui appunto è stato richiesto l'81. Una volta presentata l'istanza quindi all'ispettorato, i tempi sono rapidissimi, i tempi sono abbastanza veramente rapidissimi, laddove ovviamente l'istanza sia ben corredata di tutto quanto è necessario, anche quando qualcosa non è chiarissima, i colleghi sono assolutamente disponibili ad ogni chiarimento e a integrare l'istanza e quindi nell'arco di breve tempo ecco, si arriva all'emanazione appunto del provvedimento. Può capitare però che l'istanza non abbia veramente tutti i requisiti, in quel caso si sottopone a una verifica, non con un atteggiamento vessatorio o punitivo, ma semplicemente con l'esigenza di fare chiarezza su quei punti oscuri. Ecco, una volta che l'ispettore ha raccolto quei chiarimenti che mancavano all'istanza, si può poi l'ispettore emana il parere favorevole e l'ufficio provvede immediatamente al rilascio dell'autorizzazione, del provvedimento autorizzativo. Quindi in
queste sono le modalità corrette, grazie. Scusate. Ecco, dicevo, queste sono le modalità corrette. Purtroppo però ci capita spesso nel nostro lavoro, io appunto sono un ispettore del lavoro e prevalentemente mi occupo di questo e di autotrasporto, ci capita troppo spesso di vedere installati sistemi, in particolare quelli più evidenti sono quelli di videosorveglianza, ma non di meno osserviamo anche fenomeni come quelli di installazione di GPS nei camion, nei mezzi, eccetera, senza preventivo accordo sindacale o, in mancanza di questo, di autorizzazione. Dico sempre in mancanza di questo perché la via prioritaria è quella dell'accordo sindacale. Noi interveniamo solo nei casi in cui questo accordo non è possibile raggiungerlo per i motivi che ho già detto. Ecco, ci capita davvero tanto spesso, per questa ragione il direttore, unitamente al suo staff, ha ritenuto opportuno proporre questo argomento. Fermo restando che comunque l'ispettorato è sempre assolutamente a disposizione per chiarire ogni dubbio che possa nascere in merito appunto a questa tematica. Quindi il datore di lavoro che si doti di una preventivo accordo sindacale o di un'autorizzazione non incorre in nessun problema. Viceversa, il datore di lavoro non si munisce di accordo sindacale e nemmeno di autorizzazione da parte dell'ispettorato, che deve essere preventiva all'installazione, e sottolineo la parola installazione, perché spesso capita invece di vedere delle aziende, realtà produttive dove ti senti rispondere: eh sì, ma noi non li abbiamo accesi gli impianti, sono installati ma non sono accesi. Ecco, non cambia nulla. Tanto è vero che ci sono state sentenze che hanno sanzionato l'azienda che ha installato telecamere cosiddette giocattolo, civetta, queste insomma, passando il termine, finte, ma che comunque ledono in qualche misura la dignità del lavoratore, pertanto appunto c'è stata una pronuncia in tal senso. Ecco, quindi quando ci capita di imbatterci in situazioni aziendali nelle quali questi sistemi sono stati installati senza preventivo accordo, ovviamente noi dobbiamo procedere. Dobbiamo procedere in che modo? Esiste purtroppo ai sensi del 758 la violazione di carattere penale, cioè non si può risolvere in via amministrativa. Anche se ovviamente stiamo parlando di una contravvenzione successiva ovviamente alla prescrizione, andiamo in azienda, riscontriamo un impianto, ecco, emaniamo il provvedimento di prescrizione, dal quale discende il fatto che il datore di lavoro deve prontamente disinstallare gli impianti, che si tratti di telecamere, che si tratti di GPS o altro. Una volta disinstallato l'impianto, ovviamente noi facciamo la verifica di ottemperanza, che vuol dire sono andato lì e ho verificato che hai disinstallato tutto. Ecco, dopodiché il datore di lavoro è ammesso al pagamento della contravvenzione, a cui però segue, che paghi o non paghi, il rapporto alla Procura della Repubblica. Capite bene che è una cosa un po', come dire, un po' pesantuccia, specialmente quando le aziende lavorano per appalti e quindi hanno tutta la necessità di non imbattersi in questi provvedimenti. E quindi ovviamente abbiamo ritenuto opportuno evidenziare questa situazione che purtroppo troppo spesso rileviamo. Ed è importante sensibilizzare la parte datoriale e tutti gli attori, insomma, del mercato del lavoro in questo senso. Ecco, questo sostanzialmente. Vorrei giusto sottolineare un aspetto, se posso ancora rubare qualche attimo. Prego, in attesa che il dottor Gaetani torni, che è al telefono. Ah, certo, allora abbiamo questa possibilità. Prego. Grazie. Ecco, ci sono aziende che hanno l'obbligo di dotarsi di questi sistemi. Immaginiamo per esempio i tabacchini. Immaginiamo invece gli impianti di accumulo di rifiuti, di trattamento dei rifiuti solidi, dove
purtroppo si verificano, si sprigionano dei gas che poi generano per autocombustione degli incendi. In questi casi è necessario, la normativa lo dice in maniera specifica, è necessario dotarsi di impianti di videosorveglianza che funzionino H24 proprio per preservare da eventuali incendi che potrebbero essere non controllabili e non controllati. Quindi prendiamo in considerazione che il sistema di controllo deve essere una vera e propria gestione dell'azienda, più che una sorveglianza per scoprire gli altarini. Mettiamola così. Una gestione dell'azienda laddove diventi necessario, fondamentale. Per esempio immaginiamo una gioielleria dove il furto con destrezza è abbastanza frequente. Allora la telecamera ti consente di rivedere il volto della persona che ti ha sottratto preziosi, ma ci sono anche altre situazioni. Nell'autotrasporto, per esempio, quando le aziende lavorano in territorio extraregionale, per il resto della penisola è più semplice questo concetto, nel senso che comunque non abbiamo il mare di mezzo. Per noi è un attimino più complicato, quindi le aziende di autotrasporto che operano in Sardegna spesso hanno delle sedi anche in varie regioni italiane e non sempre è possibile scaricare i dati praticamente i report dei cronotachigrafi, che sono praticamente, immagino sappiate tutti, mi permetto di magari di chiarire, i camion oltre un tot di quintalaggio hanno l'obbligo di avere i cronotachigrafi. Un tempo erano quei dischi terrificanti da verificare per noi, oggi il digitale ha preso il sopravvento, per fortuna, quindi è più facile. Ecco, il datore di lavoro ha l'obbligo ogni 28 giorni di scaricare questi dati. Il GPS ti consente di farlo senza che il lavoratore debba in qualche misura mettersi a disposizione, ma non solo. Ti permette per esempio di abbattere i premi assicurativi, perché insieme al GPS c'è una registrazione impropriamente detta scatola nera, ma più o meno è quello l'equivalente, che ti permette di abbattere il premio assicurativo, che nel campo dell'autotrasporto è veramente molto alto, e quindi è un sistema che favorisce tutto questo. Ecco, io non so se sono stata sufficientemente chiara. Brava, un applauso a Rita, grazie. Volevo solo aggiungere che comunque Concluda. per ogni necessità, per ogni richiesta di chiarimento, per ogni tipo di domanda, l'ispettorato è a completa disposizione. Noi non siamo solo punitivi, facciamo anche un'opera di informazione, di formazione nei confronti delle aziende o comunque di tutti gli attori del mondo del lavoro, quindi laddove ne aveste bisogno noi siamo a vostra disposizione. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie. Passiamo a un altro argomento di interesse, prego. Grazie. Allora, dottor Gaetani, direttamente dalla direzione generale, prego. Grazie mille. Buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio chiaramente Regione Sardegna e Aspara, quindi la dottoressa Versano per l'invito e complimenti per l'evento, per gli eventi, quindi interessantissimi gli interventi della mattina. Sì, Alessandro Gaetani, Ministero del Lavoro, Direzione Generale Politiche Attive del Lavoro. Gli interventi di cui parleremo velocemente oggi pomeriggio riguardano appunto da un punto di vista tecnico i meccanismi legati alla riduzione del costo del lavoro in azienda. Quindi, come ha detto bene il direttore De Mussi stamattina, i dati Istat comunque portano dei dati incoraggianti per il quarto trimestre del 2023, quindi risulta un livello occupazionale assolutamente soddisfacente, con 2/3 dei contratti che vengono attivati che sono a tempo indeterminato, quindi oggettivamente c'è un favore per quanto riguarda i livelli occupazionali in questo momento in essere in Italia. C'è comunque, continua ad esserci un numero rilevante di posti di lavoro che non vengono aggrediti. Le problematiche sono state in qualche modo sviscerate stamattina. Noi oggi pomeriggio cercheremo di ragionare su quello che sono le opportunità che hanno le aziende per aggredire questi posti di lavoro, e cioè
tutto ciò che sono gli strumenti utilizzati per ridurre il costo del lavoro in azienda. Chiaramente sappiamo perfettamente che le aziende non è che assumono perché hanno una riduzione del costo del lavoro, assumono per altri motivi, chiaramente. Però la riduzione del costo del lavoro è comunque cosa che fa bene alla salute dei bilanci delle aziende. Allora andremo a ragionare sul fatto che, a mo' di fotografia di ciò che già sappiamo, chiaramente, non basta avere l'intenzione di assumere per avere un incentivo occupazionale, l'azienda deve assumere utilizzando un contratto di lavoro specifico, e il contratto è quello di natura subordinata, e quindi le 3 tipologie che esistono sono la somministrazione, il contratto a termine e il contratto a tempo indeterminato. Vado avanti per poi tornare indietro. Quindi le aziende avranno un incentivo se utilizzano questa tipologia contrattuale. Ebbene, negli ultimi mesi le novità che ci sono state legate al contratto a tempo determinato, che voi sapete che era stato novellato in maniera restrittiva dal decreto dignità del 2018, e dall'anno scorso col decreto lavoro si sono cercate di allargare le maglie, e quindi si è data la possibilità alle aziende di avere più possibilità di assumere con contratto a termine. E le novità degli ultimissime settimane è che le aziende, superando il limite dei 12 mesi, perché entro i 12 mesi le aziende possono assumere con contratto acausale, quindi senza causale, senza motivazione, superati i 12 mesi le aziende devono obbligatoriamente metterci una motivazione, e la motivazione è di natura sostitutiva, laddove sostituisci un lavoratore ma con conservazione del posto di lavoro, quindi sostanzialmente non puoi immaginare di attivare un contratto di lavoro perché un tot di dipendenti è in sciopero, l'esempio classico. E l'altra motivazione è le previsioni dettate dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati al rapporto di lavoro. Quindi sostanzialmente si demanda alla contrattazione collettiva l'individuazione di quelle che sono le causali giustificatrici per un contratto di lavoro superiore a 12 mesi. La novità vera è che la legge 18 di febbraio 24, quindi la legge di conversione del decreto milleproroghe, ha allungato i tempi che sono stati dati ai contratti collettivi di recepire queste novità, e cioè fino al 31 dicembre 2024 i contratti collettivi avranno la possibilità di ragionare su quelle che sono le loro motivazioni, le loro causali, e fino ad allora le aziende che adottano un contratto collettivo che non ha recepito quelle motivazioni potranno individuare quelle aziende stesse, le motivazioni, purché siano di carattere tecnica, organizzativa e produttiva. Quindi, in buona sostanza, io azienda che ho necessità di assumere, ovvero di prorogare, ovvero di rinnovare un contratto di lavoro che va a superare i 12 mesi, quindi supera la causalità, dovrò motivare questo tipo di assunzione, e la causale che andrò ad inserire, se il mio contratto collettivo ancora non ha recepito queste novità, potrò utilizzare una motivazione che mi inventerò, tra virgolette, ma l'importante è che sia di natura tecnica, organizzativa e produttiva. Segnalo a tutti che 4 giorni fa il contratto collettivo commercio, che è, come sappiamo, insieme al metalmeccanica industria, il più importante che viene utilizzato in Italia, il contratto collettivo commercio ha normato queste causali, e quindi per chi è interessato, perché insomma è interessato alla normativa, oppure non riesce a prendere sonno la notte e vuole andare a vedere il contratto collettivo commercio, l'articolo 71 bis, sai, cambio di stagione, uno fa fatica ad addormentarsi, e quindi potrà in qualche modo andare a verificare l'articolo 71 bis e tutte le motivazioni che il contratto collettivo commercio ha normato, ha dettagliato, ha tipizzato, e quindi sostanzialmente ci dice il contratto che laddove ci sono delle fiere, piuttosto che i saldi estivi, piuttosto che invernali, o l'apertura di nuovi spazi o di nuovi negozi, tu azienda avrai la possibilità di utilizzare quelle motivazioni e scriverle nel contratto per superare il problema delle causali. Altri contratti, se non sbaglio, metalmeccanica ancora non l'ha recepito, in quel caso le aziende della metalmeccanica dovranno utilizzare
le motivazioni che andranno a decidersi tra di loro, tra parti contraenti, diciamo, tra azienda e lavoratore. L'altra novità, questa veramente a volo d'angelo la dico, per quanto riguarda i contratti a tempo indeterminato, le novità delle ultime settimane è che ci sono state 2 sentenze della Corte Costituzionale che è andata a mettere il dito sulle tematiche inerenti il contratto a tutele crescenti, che è la normativa del 2015, e queste 2 sentenze della Corte Costituzionale hanno in qualche modo in parte rivisto la normativa sul concetto di licenziamenti nulli, e l'altra, quella recentissima, la numero 44, è particolarmente interessante perché va a fare un focus per quanto riguarda l'applicazione del tutele crescenti nelle aziende sotto i 15 dipendenti che hanno una modifica dimensionale a decorrere dal 7 marzo 2015 in poi. La dico così velocemente perché mi rendo conto che andare nel dettaglio potrebbe essere oggettivamente un po' troppo, per così dire, noioso. Tornando indietro e quindi alle condizioni generali, quindi l'azienda deve assumere con questi tipologie contrattuali, deve rispettare determinate disposizioni, quindi deve essere, quindi l'articolo 31 del decreto legislativo 150 del 2015, quindi l'azienda deve rispettare una serie di disposizioni che sono legate al diritto di precedenza di un dipendente piuttosto che un altro, quindi non posso immaginare di assumere Loredana avendo un beneficio contributivo se in realtà devo assumere Manuela perché Manuela ha un diritto di precedenza a quell'assunzione, e così via. Non posso avere l'incentivo occupazionale se nella mia unità produttiva ho la cassa integrazione, oppure c'è stato un licenziamento di aziende controllate e collegate, quindi tutta una serie di disposizioni previste dall'articolo 31 che sono rimaste intatte. In più l'azienda deve rispettare ulteriori disposizioni che sono di una legge del 2006 che riguardano che cosa? La regolarità contributiva, quindi il DURC, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il rispetto degli accordi nazionali, o meglio, il rispetto dei contenuti di quanto prevedono i contratti collettivi nazionali, regionali e aziendali. In questo caso il rispetto dei contenuti deve essere di natura normativa ed economica, non la parte sindacale. Però anche qui c'è una novità degli ultimissimi giorni, vado avanti, e cioè per quanto riguarda la regolarità contributiva, sappiate che il decreto cosiddetto PNRR, il decreto 19 di marzo 2024, ha previsto che l'azienda che ha un DURC non regolare verificato dalla collega che cosa fa? C'è l'ispezione e c'è la disposizione in cui si dice all'azienda: ok, hai X tempo per metterti in regola. Ebbene, in questo caso i contributi, lo sgravio contributivo già beneficiato non verrà in qualche modo recuperato, perché con questa norma si dice: se l'azienda ha la possibilità di mettersi in regola in quel periodo dato, automaticamente il recupero dei contributi non avviene. È un favor rei per quanto riguarda l'azienda, perché se l'azienda ha la capacità di mettersi in regola, evidentemente ha commesso un reato amministrativo non così grave, giustamente non si dà una sanzione così forte di andare a recuperare magari sgravi contributivi già goduti. L'ulteriore disposizione che deve avere l'azienda nel momento in cui si beneficia di contributi, di sgravi contributivi, si sono bloccate le slide, però vado avanti, è legata al rispetto delle disposizioni previste dalla norma specifica. Cioè, che cosa significa? Significa che determinate disposizioni hanno la possibilità di, scusate ma stranamente va al contrario, il problema sono io evidentemente, non è che... Chiedo scusa, ma così seguiamo le slide.
Ecco qui, l'ultimo punto. Cioè sostanzialmente l'azienda, come ho detto, assume con quei contratti, deve rispettare i punti 2 e 3 e in più deve rispettare eventualmente un ulteriore punto che è legato alla norma specifica, perché se la norma specifica ti dice guarda che tu devi essere in regola anche con tutta la normativa riguardante i lavoratori disabili, evidentemente oltre a rispettare il 150 e il DURC, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il contenuto dei contratti collettivi, dovrai rispettare anche quella particolarità che ti prevede la norma. Questi sono gli aspetti di carattere generale. Per quanto riguarda la panoramica sugli incentivi occupazionali, facciamo una panoramica veramente veloce su quelle che sono le tematiche nuove, e quindi la tematica più nuova che c'è in questo momento è ADI e SFL, no? L'ADI, l'assegno di inclusione, che ha sostituito la parte sociale del reddito di cittadinanza, e l'SFL, il supporto formazione del lavoro, che ha superato dal 1° settembre 2023 la parte, diciamo, di politiche attive del reddito di cittadinanza. Da questo punto di vista c'è la possibilità per le aziende di avere suspense, eccolo, dal 1° gennaio, quindi anche per i fruitori di SFL che sono partiti dal 1° settembre, però l'incentivo occupazione parte dal 1° gennaio, i riferimenti normativi sono quelli, quindi la circolare INPS che va a dettagliare le istruzioni operative. Il concetto di fondo è che tu azienda, tu datore di lavoro privato, che andrai ad assumere o un percettore di ADI o un percettore di SFL, avrai diritto ad uno sgravio contributivo al 100%, quindi sostanzialmente non pagherai i contributi se non quelli minimi previsti dall'INPS, e per un limite massimo annuo di 8.000 euro, cioè significa che tu azienda assumerai questa persona a tempo indeterminato e per 12 mesi avrai uno sgravio contributivo pressoché totale. Il dettaglio lo vedete nel secondo punto, e cioè sostanzialmente coprirà, lo Stato ti dà la possibilità di coprire contributi per circa 670 euro al mese. Chiaramente il monte contributivo lato azienda è legato dalla retribuzione che tu eroghi mensilmente al lavoratore. In caso di lavoro part-time l'incentivo viene proporzionalmente riparametrato. Nel caso di assunzione a tempo determinato, lo sgravio contributivo è al 50%, quindi è legato non al 100% bensì al 50%, il limite massimo è 4.000 euro su base annuale, quindi chiaramente l'importo viene progressivamente ridotto. Un'ulteriore tipologia di incentivo sempre legato a questo tipo di sgravio contributivo, legato quindi all'assunzione di un percettore ADI/SFL, abbiamo che cosa? La possibilità di avere una trasformazione del rapporto di lavoro, e quindi si avrà la possibilità di assumerlo a tempo determinato avendo lo sgravio contributivo al 50%, come abbiamo visto, e poi nel momento in cui lo trasformi a tempo indeterminato avrai un ulteriore sgravio contributivo, questa volta al 100% per 12 mesi. Questo significa che se ragioni sulla pienezza dello sgravio contributivo, tu potrai arrivare a 24 mesi, perché ti fai 12 mesi a tempo determinato, poi lo trasformi a tempo indeterminato e avrai 12 più 12. Se invece lo riduci prima o lo trasformi prima, perché magari o lo trasformi ante tempus oppure il contratto iniziale ab origine era di 8 mesi, tu hai la possibilità di avere, nell'esempio che ho fatto, 8 più 12. Condizio sine qua non è che la vacancies che viene agganciata dal datore di lavoro privato è inserita nella piattaforma SISL, che come sapete è la piattaforma che è stata istituita dal Ministero del Lavoro e che gestisce un po' tutta la partita di ADI e di SFL. Quando vi facevo riferimento a un determinato un'ulteriore disposizione prevista ope legis, si fa riferimento nel caso di specie al fatto che il datore di lavoro sarà obbligato a restituire l'esonero contributivo fruito
nei casi di licenziamento entro i 24 mesi successivi all'assunzione, ad eccezione dei casi per giusta causa o giustificato motivo. Quindi significa che sostanzialmente se l'azienda decide di licenziare per giustificato motivo oggettivo, cioè per crisi aziendale, sarà costretta, laddove licenzi entro i 24 mesi, sarà costretta a restituire lo sgravio contributivo. L'annosa questione degli incentivi plurimitri, per così dire, è legata anche alla cumulabilità, e quindi nel caso di specie la domanda è: ma sono cumulabili questi incentivi con altri incentivi? Beh, l'incentivo di cui stiamo parlando, essendo il 100% di sgravio contributivo, francamente siamo quasi, no, a saturazione. Per quanto riguarda altri incentivi invece si fa sempre un discorso legato alla parte residuale. Nel caso di specie l'incentivo, lo sgravio contributivo in specie, è cumulabile con quello per i lavoratori disabili, di cui vi parlerà approfonditamente la dottoressa Cafarda tra poco. Questa è una cosa che gli avevo promesso, gli avevo detto: guarda, io stai tranquillo che io di questo non parlerò, ma ti lascerò la palla. Lei è infatti felicissima da ieri. Un ulteriore incentivo, o meglio, un ulteriore fattispecie rispetto a questo incentivo, ed è particolarmente interessante come chiave normativa, perché dobbiamo anche cercare di immaginare le novità su queste tematiche, e quindi il coinvolgimento da questo punto di vista non solo delle aziende in maniera diretta, ma anche delle APL, delle agenzie per il lavoro, e vedrete nella slide successiva anche del terzo settore. Nel caso di specie c'è un incentivo occupazionale anche per le APL che assumono e che, come sapete, ribaltano il costo del lavoro ridotto all'azienda utilizzatrice, ma in questo caso avranno per l'attività di mediazione, per l'attività che hanno svolto, un 30% sull'importo massimo. In questo caso, a prescindere da quanto prenderà l'azienda, perché l'azienda, io qui ho messo 8.000 euro perché è l'assunzione a tempo massima, ma se fa un'assunzione a tempo part-time è ridotta. Nel caso di specie l'APL, se riesce ad assumere e a mandare in missione il lavoratore assunto, lei comunque come fee, come bonus, prenderà il 30% dell'importo massimo. Se è un tempo indeterminato 8.000, se è un tempo determinato il 30% dei 4.000 è 1.200. Vi raccontavo del terzo settore. Anche nel caso di assunzione grazie al terzo settore per i lavoratori disabili ci sarà un incentivo, un bonus per l'attività di intermediazione che in questo caso farà il terzo settore per loro. La circolare INPS, che dettaglia meglio di me chiaramente tutti questi aspetti, è la 111 del 2023, all'interno della quale si dice che la modalità per l'azienda per richiedere questo sgravio contributivo, la cui compensazione avverrà all'interno dell'Uniemens e nelle dichiarazioni mensili, comunque l'azienda dovrà trasmettere un modulo, una modulistica online, modulistica che verrà in qualche modo pubblicata con un messaggio di prossima emanazione. Quindi sull'ADI e l'SFL, che sono veramente le novità, abbiamo dato, diciamo, dei cenni, delle suggestioni rispetto a quello che in qualche modo le aziende possono fare. Decontribuzione Sud, chiaramente sono venuto qui e quindi non posso prendere, se fossi andato in Toscana chiaramente questa slide l'avrei cassata, ma stando qui chiaramente Decontribuzione Sud è qualcosa che esiste già da tempo e quindi è una decontribuzione, non è un incentivo occupazionale, tant'è vero che le aziende non devono rispettare tutte quelle disposizioni di cui ho parlato poco fa. Nasce nel 2020 con il decreto agosto, se non ricordo male, quindi sotto Covid pieno, ed era un meccanismo, un aiuto per le aziende per ridurre il costo del lavoro, punto. E quindi era una riduzione secca dell'aliquota contributiva contro azienda per dare ossigeno alle aziende. Tant'è vero che non era legato esclusivamente ai rapporti instaurandi, ma valeva e vale per i rapporti instaurati. Quindi sostanzialmente un rapporto di lavoro che io ho instaurato da 15 anni, avevo la possibilità di avere un taglio dell'aliquota contributiva. I primi anni è stata più forte, adesso un po' meno, dobbiamo essere agganciati all'Europa e quindi l'autorizzazione che abbiamo avuto come Ministero negli ultimi mesi del 2023 è stata agganciata all'ultimo temporary framework che esiste. Non è più il temporary framework Covid, ma è il temporary framework Ucraina, e quindi che varrà fino al
al 30 giugno 2024 il temporary framework, e quindi automaticamente questa agevolazione, questa decontribuzione vale fino al 30 giugno 2024. Vado avanti raccontandovi un ulteriore sgravio contributivo che esiste, anche questo da sempre, da qualche anno, ma che negli ultimi anni era stato un po' poco preso in considerazione per un motivo solo, perché c'era il gemello che era un po' più forte, e cioè grazie ai fondi europei, o meglio, grazie a un meccanismo che prevedeva l'autorizzazione da parte della Commissione europea di un'agevolazione ben più forte, ben più consistente, tanto che prevedeva l'assunzione a tempo indeterminato non di under 30 ma di under 36, lo sgravio contributivo era al 100% per un massimo di 46 mesi, 48 mesi. E quella dovevamo agganciarla all'autorizzazione della Comunità Europea, anche quella l'abbiamo fatta nell'ultimo anno col temporary framework Ucraina, ed è cessata il 31 dicembre 2023, e quindi era sperimentale, come tutte le cose sperimentali terminano. In questo caso è rimasta in piedi quella strutturale, cioè l'under 30, e quindi sostanzialmente le aziende oggi non possono assumere a tempo indeterminato un under 33, 34, 35 pensando di avere quell'agevolazione perché è morta al 31 dicembre 2023, bensì possono prendere in considerazione questa, e cioè un'agevolazione che prevede lo sgravio contributivo e il taglio dell'aliquota contributiva conto azienda al 50% per un massimo di 3.000 euro in corso d'anno. L'agevolazione in specie prevede 2 requisiti soggettivi. Il soggetto da assumere deve essere una persona che non ha ancora festeggiato i 30 anni di età e non deve aver mai avuto rapporti a tempo indeterminato con quel datore di lavoro o con qualsiasi altro datore di lavoro. Anche qui c'era una particolarità rispetto alle disposizioni che conosciamo da sempre, e cioè la portabilità dello sgravio contributivo. Cioè, se io 29enne e 6 mesi, qualche anno fa, fossi stato assunto a tempo indeterminato e quindi dopo un anno e mezzo di sgravio contributivo con l'azienda X, quindi a 31 anni, avessi concluso quel rapporto di lavoro, non era morta la mia possibilità di portare in dote da altre parti la parte residuale, ma c'è la possibilità con questa norma di dire ok, è terminato il mio rapporto di lavoro, vado da un'altra parte e la parte residuale, quindi l'altro anno e mezzo, nell'esempio che ho fatto, continua ad avere uno sgravio contributivo. In questo caso chiaramente ci sono 2 deroghe all'età, perché ho fatto l'esempio che sto a 31 anni, e del mai aver avuto rapporti a tempo indeterminato, perché chiaramente ce l'ho avuto nel rapporto incentivato. Quindi questa è una disposizione interessante che magari potrà essere presa in considerazione dal legislatore nei successivi incentivi occupazionali che verranno magari presi in considerazione come fonte di studio. Quello che vi raccontavo nella primissima slide, cioè bisogna prendere in considerazione anche le ulteriori disposizioni previste dalla norma specifica, e questo qui è il caso. E quindi ti dice, guarda che tua azienda, oltre a rispettare il DURC, il 150, eccetera, eccetera, devi, per avere diritto al beneficio contributivo, non aver licenziato nei 6 mesi precedenti l'assunzione per motivazioni di natura economica, GMO o collettivi. E poi sappi, azienda, che se nei 6 mesi successivi all'assunzione tu licenzi quel lavoratore, ovvero licenzi qualsiasi altro lavoratore della stessa qualifica e categoria professionale, tu non hai diritto all'incentivo e lo devi restituire. Quindi sostanzialmente c'è un arco temporale di monitoraggio di 12 mesi, 6 mesi prima e 6 mesi dopo. Quali possono essere i contratti che mi danno diritto a questo incentivo? L'ho detto prima, quindi quelli subordinati, a tempo, nel caso di specie, indeterminato. Non ha diritto all'incentivo occupazionale l'assunzione, l'utilizzo del contratto di lavoro domestico, perché è escluso il lavoro domestico. Non ha diritto l'intermittente, ancorché assunto a tempo indeterminato, il famoso lavoro a chiamata. Non ha diritto l'apprendistato professionalizzante. Questa è una motivazione del legislatore.
che non commento. Vado oltre e arrivo a un ulteriore incentivo occupazionale. Anche questo perché l'ho inserito? Questo qui anche è un qualcosa che conosciamo ormai da anni, da 12 anni, perché l'ha normato la legge Fornero nel lontano 2012, però sempre a livello sperimentale negli ultimi 3 anni abbiamo avuto lo sgravio contributivo totale, quello che veniva chiamato donne svantaggiate, esattamente come per l'Under 36 l'avevamo agganciato al temporary framework. In questo caso è terminato al 31 dicembre 2023 e quindi risorge, per così dire, quello strutturale e quindi, nel caso di specie, quello legato al disoccupati o disoccupate over 50 da oltre 12 mesi, disoccupati quindi status di disoccupazione dato dai centri per l'impiego, oppure donne di qualsiasi età che siano prive di impiego regolarmente retribuito, residenti in determinate zone d'Italia previste da una normativa specifica, oppure prive di impiego regolarmente retributivo ma che abbiano che lavorano in una professione o in un settore economico caratterizzato da una disparità di genere, almeno il 25%, e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenza. Sostanzialmente il legislatore ci dice darò uno sgravio contributivo che è pari al taglio dell'aliquota contributiva del 50% per 12 mesi in caso di contratto a termine e di 18 mesi in caso di rapporto a tempo indeterminato, ovvero di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. Quindi se ricordate, se riuscite a ricordare un secondo le slide qualche slide fa, quindi l'ADI e l'SFL, lì la trasformazione cubava 24, qui cuba 18, quindi c'è un cambio di passo, per così dire. Nel caso di specie, quindi, io azienda che assumo una donna svantaggiata priva di impiego regolarmente retributivo, che non significa disoccupata, significa un'altra cosa il privo di impiego regolarmente retributivo, ed è legata all'aspetto della durata del rapporto di lavoro se hai un contratto a termine, se hai un contratto subordinato, ed è legata invece al compenso che ti viene erogato se hai un rapporto di lavoro autonomo. In questo caso io ti assumo e avrò come azienda questo sgravio contributivo, 50% per 12 mesi, oppure posso arrivare a 18 mesi. Chiaramente tutto ciò che vi sto raccontando vale anche per le cooperative, e cioè se assumono le cooperative, perché voi sapete perfettamente che le cooperative hanno un rapporto mutualistico tra socio e cooperativa ed hanno un rapporto lavoristico tra socio lavoratore e cooperativa. Se all'interno di quel rapporto lavoristico l'assunzione avviene con rapporto subordinato, hai diritto all'incentivo. In questo caso, nel caso di questo incentivo qui, l'azienda quando assume deve rispettare un ulteriore requisito, e cioè un incremento occupazionale netto dell'assunzione che è andata a produrre. Vado a concludere praticamente. Quindi abbiamo fatto una velocissima panoramica su quello che sono le disposizioni e le necessità che ha l'azienda, o meglio gli obblighi che deve rispettare l'azienda e quelli che per certi versi possono essere le principali disposizioni che lo Stato mette in campo affinché ci sia la possibilità per le aziende di assumere, di aumentare il livello occupazionale grazie alla riduzione del costo del lavoro. Con questa slide, che è quella mia conclusiva, come dire, butto sul tavolo le ultimissime disposizioni che in qualche modo fanno sponda con la necessità non solo di aumentare i livelli occupazionali, ma anche di aumentare il PIL. Attraverso che cosa? Attraverso magari l'aumento del potere d'acquisto dei lavoratori subordinati, grazie al quale, aumentando il potere d'acquisto, aumentando i soldi in tasca, in busta paga, hanno la possibilità di aumentare i consumi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, in due parole, il primissimo punto è un ulteriore, per certi versi, incentivo occupazionale che ancora sta nascendo, è già stato previsto dalla normativa, ma manca un decreto interministeriale, ed è la maxi deduzione per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che hanno determinate caratteristiche. Queste caratteristiche le troverete in un decreto interministeriale che sta per uscire. Sostanzialmente è un incentivo di carattere tributario che ha assorbito
quelli che vi ho raccontato prima, donne 100% svantaggiate e under 36 100%, perché quel tipo di agevolazione le aziende la avranno con questa maxi deduzione, che non avranno mese per mese come per gli altri incentivi con l'INPS, bensì ce l'avranno quando andranno a presentare il bilancio. L'aumento e la diminuzione del costo del lavoro che va a braccetto con l'aumento del potere d'acquisto e quindi con l'aumento dei soldi in busta paga e la detassazione dei premi. Da 2 anni a questa parte i premi di produttività che le aziende erogano ai dipendenti, laddove ci sia un contratto di secondo livello depositato in maniera telematica al Ministero del Lavoro, laddove vengano previsti dei miglioramenti, degli incrementi produttivi, dei miglioramenti della qualità dei processi produttivi, ebbene quei 2.000 euro che danno come premio di produttività, l'imposta sostitutiva, quindi l'imposta unica secca, la tassa secca per tutto quanto, è passata negli ultimi 2 anni al 5%. L'aumento del potere d'acquisto, più soldi in busta paga, ce l'abbiamo, il terzo punto, con la riduzione del cuneo fiscale, quindi col taglio dell'aliquota contributiva IVS a carico dei lavoratori, quindi in questo caso non è un aiuto alle aziende, ma è un taglio dell'aliquota contributiva conto dipendente, che varia dal 6 al 7% in base a quanto guadagni mensilmente lordo. E poi la decontribuzione per madri lavoratrici per un massimo di 250 euro al mese, e quindi laddove ci siano delle madri che hanno 3 figli, per il triennio 24, 25 e 26 avranno sostanzialmente 250 euro in più in busta paga lordi. Sperimentalmente solo per il 24 questo stesso incentivo, questa stessa agevolazione per i lavoratori, per la lavoratrice, ce l'avrà la lavoratrice che avrà 2 figli e non 3. Io ho praticamente concluso, se non dico l'ultima frase riguardante qualcosa che sta per arrivare, diciamo, così vi lascio anche con una suggestione. Chiaramente ci sono altri meccanismi, altre modalità di riduzione del costo del lavoro, non l'ho scritto qua dentro, ce n'è una riguardante le donne vittime di violenza, è già uscita una circolare INPS, la settimana scorsa è uscita una circolare INPS specifica riguardante l'assunzione per le aziende, l'assunzione di soggetti ex lavoratori di Alitalia, e quindi una cosa di nicchia, ecco perché non l'ho inserita. La suggestione sta nel fatto che non è l'incentivo occupazionale, non è la riduzione del costo del lavoro di 3.000 euro, 4.000 euro in un anno che chiaramente aumenta il livello occupazionale, spinge l'azienda, ma soprattutto non è questo, è un aiuto, ma non è questo che rafforza la posizione all'interno dell'azienda dei lavoratori. Il concetto di tutela del lavoro previsto dalla Costituzione passa anche dal rafforzamento del lavoro già in essere, quindi già presente in azienda. E da questo punto di vista un qualcosa che sta per essere pubblicato è, la banalizzo la semplifico con staffetta intergenerazionale, cioè per le aziende superiori ai 50 dipendenti si sta prevedendo la possibilità di, tra virgolette, mandare in pensione le persone che già stanno in azienda e che gli mancano, se non sbaglio, 60 mesi per assumere under 35 a tempo indeterminato, ma oltre allo sgravio contributivo per successivi 36 mesi, prevedere nell'accordo che verrà firmato da aziende, parti sociali e ministero, prevedere dei percorsi di politica attiva del lavoro. Per chi? Per queste persone che sto assumendo. Quindi io sostanzialmente mando in pensione qualcuno, faccio un accordo in cui prevedo l'assunzione, quindi una staffetta generazionale, ma queste persone che sto mettendo dentro, che mi daranno la possibilità di avere più linfa, più energia e di avere un costo del lavoro ridotto, perché mando magari via gente che ha un livello con degli scatti di anzianità più alto e quindi una RAL più alta, a differenza di chi mi entra dentro che magari la inquadro a un livello più basso, ma soprattutto con lo sgravio contributivo, ma grazie alla definizione di un percorso di politiche attive del lavoro mi darà la possibilità di farli entrare già con una competenza e con un livello di professionalità che vada ad aggredire quello che troviamo costantemente e che sicuramente sarà stato evidente anche in questo e in altri job day, quello che viene chiamato lo skill gap tra ciò che spesso chiedono le aziende e ciò che è
le competenze dei lavoratori, che magari sono legate anche a dei percorsi formativi non proprio efficaci. Io ho finito, vi ringrazio. Grazie, Buona grazie. serata. Facciamo un cambio di testimone. Allora, come anticipato prima, adesso la dottoressa Loredana Cafarda ci presenterà un altro argomento molto interessante, l'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. Esatto. Prego. Buonasera a tutti, sono Loredana Cafarda, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Direzione Generale Politiche Attive del Lavoro. Ovviamente mi associo ai ringraziamenti fatti dal mio collega per l'invito che ci è stato fatto dalla Regione Sardegna e da ASPAL, e quindi siamo ben lieti di partecipare a questo evento. Il mio intervento si concentrerà, come anticipato, sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e sulle novità che ci sono state nel corso dell'ultimo anno, e mi riferisco in particolare alla creazione della piattaforma informatica sulle buone prassi e all'avvio delle sperimentazioni di inclusione lavorativa. La legge a cui noi facciamo riferimento è la legge 68 del 99, che si occupa appunto dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. L'elemento centrale della legge è rappresentato dal collocamento mirato. Per collocamento mirato noi intendiamo tutti quegli strumenti che vengono posti in essere tendenti a valutare quelle che sono le capacità lavorative della persona con disabilità, e quindi finalizzate alla ricerca della giusta e opportuna situazione lavorativa. Come? Attraverso un'analisi dei posti di lavoro disponibili, attraverso diverse forme di sostegno e azioni positive. Il tutto chiaramente avviene attraverso dei servizi presenti a livello territoriale, che sono i servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Premetto che questi servizi purtroppo non sono presenti in tutte le nostre realtà territoriali, e quindi molte volte sono i centri per l'impiego che si fanno carico di questa attività molto onerosa. Alcuni centri per l'impiego però si sono organizzati e hanno creato proprio questo servizio specifico che si occupa esclusivamente dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. La loro attività, oltre ad essere un'attività prettamente amministrativa e quindi finalizzata alla tenuta delle liste piuttosto che al rilascio di autorizzazioni per esoneri parziali, è un'attività concentrata soprattutto sulla relazione che si viene a creare tra lavoratore e datore di lavoro. Quindi entrambi vengono accompagnati in un percorso che è finalizzato a trovare la giusta collocazione lavorativa, tenendo conto sia degli elementi soggettivi della persona disabile, quindi le proprie competenze, le proprie potenzialità, le proprie conoscenze, e sia delle condizioni oggettive dell'azienda in cui viene collocato, quindi le caratteristiche ambientali, sociali, relazionali che sono presenti all'interno dell'azienda. E chi sono i soggetti di cui stiamo parlando? Quindi i lavoratori che vengono inseriti in questi contesti. Si tratta di persone che hanno, disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, con una riduzione della capacità lavorativa, quindi riconosciute invalidi civili, con un'invalidità che sia superiore al 45%. Poi abbiamo gli invalidi del lavoro, con una invalidità che deve essere superiore al 33%, le persone non vedenti, le persone sorde, gli invalidi di guerra e invalidi civili di guerra. Questi sono i soggetti che vengono tutelati.
chiaramente queste persone, è andato un po' avanti, scusate, queste persone quindi che hanno questo grado di invalidità, si trovano in età lavorativa e sono disoccupate, sono i soggetti che possono chiedere l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato tenuti presso i servizi per il lavoro. Adesso andiamo a vedere chi sono i soggetti obbligati ad assumere i lavoratori con disabilità, e sono tutte quelle aziende, quindi tutti i datori di lavoro pubblici e privati che hanno un numero di dipendenti superiore a 15, quindi chi ha meno di 15 dipendenti non è obbligato ad assumere lavoratori disabili. Però qui si fa una distinzione in base a quella che è l'ampiezza dell'azienda. Quindi per aziende che hanno fino a 35 dipendenti l'obbligo scatta per una sola assunzione. Per aziende che hanno da 36 a 50 dipendenti devono assumere 2 lavoratori con disabilità, oltre il 50% invece il 7% dei lavoratori devono essere i soggetti con disabilità. Come avviene l'assunzione? L'assunzione avviene in maniera diversa a seconda che si tratti di datori di lavoro pubblico o privato. Nel caso di datore di lavoro privato, l'assunzione può avvenire attraverso richiesta nominativa, cioè ci si rivolge al servizio per il lavoro e si chiede l'assunzione espressa del signor Mario Rossi. Oppure si può anche fare una preselezione di diversi nominativi che sono presenti nelle liste di collocamento e alla fine si sceglie nominativamente comunque la persona che si vuole assumere. Alternativamente a questa modalità di assunzione c'è la possibilità di stipulare delle convenzioni tra datore di lavoro e servizio per il lavoro. Al contrario, invece, nella pubblica amministrazione, negli enti, quindi per quanto riguarda i datori di lavoro pubblici, l'assunzione non può avvenire con richiesta nominativa, ma con richiesta numerica. Quindi io, pubblica amministrazione, ho bisogno di coprire 10 posti per lavoratori con disabilità che devono ricoprire questo tipo specifico di qualifica. Faccio una richiesta al servizio e dico: ho bisogno di assumere 10 bidelli piuttosto che 10 uscieri, e il servizio per il lavoro procede con l'individuazione in base a quello che è chiaramente l'ordine di graduatoria di queste liste. In genere questo tipo di assunzione numerica avviene per le qualifiche più basse, per le quali non è richiesta una particolare formazione. Per le qualifiche più alte in genere si procede attraverso concorso. Anche per i datori di lavoro pubblici come per i datori di lavoro privati è possibile stipulare delle convenzioni. Esistono diversi tipi di convenzioni sui quali non mi soffermo, li ho elencati, ma variano a seconda del tipo anche di gravità di patologia di cui ci stiamo occupando, piuttosto che tipo le convenzioni quadro prevedono la possibilità di un terzo soggetto che viene coinvolto nella stipula della convenzione, che sono prevalentemente cooperative, organizzazioni di volontariato, enti del terzo settore in generale. Le caratteristiche delle convenzioni sono che con la convenzione si stabiliscono i tempi e le modalità di assunzione. Quindi se un'azienda deve mettersi in regola e assumere 10 lavoratori con disabilità, attraverso la convenzione con il servizio per il lavoro si stabilisce entro quando si provvederà a coprire tutti i posti riservati e anche come verranno ricoperti, perché si possono prevedere anche delle condizioni particolari. Per esempio ci può essere lo svolgimento di tirocini per formare le persone che poi dovranno andare a ricoprire determinati posti di lavoro, oppure ci può essere la previsione di periodi di prova più lunghi di quelli che abitualmente sono previsti.
Come si definisce il servizio per il lavoro? Come fa a sapere quante persone devono essere assunte da un'azienda per essere in regola? Attraverso lo strumento del prospetto informativo. Il prospetto informativo è un modulo telematico che annualmente tutte le aziende pubbliche e private sono tenute a trasmettere ai servizi. Il termine entro il quale vanno trasmessi è il 31 gennaio, ma non ogni anno debbono trasmetterlo, cioè io azienda nasco oggi, entro il 31 gennaio dell'anno prossimo presento il mio prospetto. Se nel corso dell'anno non sono intervenute delle modifiche che hanno portato a una variazione di quello che è il mio obbligo assunzionale di lavoratori disabili, che ne so, ho assunto altre persone piuttosto che alcune sono andate in pensione e quindi il mio obbligo anziché 3 diventa 2, 4, quindi ci sono state delle modifiche, allora sono costretta, sono obbligata a ripresentare un nuovo prospetto. Se la situazione della mia azienda è rimasta immodificata, e allora non lo devo presentare. E l'invio è telematico, come vi dicevo, e nel prospetto i dati sostanzialmente contenuti quali sono? Il numero complessivo dei lavoratori che ho nella mia azienda, il numero e i nominativi delle persone che attualmente mi coprono la quota di riserva, è il numero e le qualifiche che dovrò andare invece a coprire, cioè i posti scoperti sostanzialmente che ho. Quindi dal prospetto nasce in qualche modo l'obbligo ad assumere i lavoratori con disabilità, che mi porta a quelle modalità che vi ho descritto prima, ossia la convenzione piuttosto che la chiamata numerica o la chiamata nominativa. Nel momento in cui si è obbligati a presentare il prospetto, nel caso in cui l'azienda non provvede, sono previste delle sanzioni amministrative, sia nel caso di mancato o ritardato invio del prospetto, sia nel caso in cui i datori di lavoro non provvedono a coprire la quota d'obbligo. La legge 68 nel corso del 2015 ha subito una profonda revisione. Questa revisione è stata dettata dal fatto di rendere maggiormente presente grazie, scusate, di rendere ancora più realizzato e realizzabile l'istituto del collocamento mirato. Le principali modifiche che ci sono state con il decreto legislativo 151 sono state l'introduzione delle linee guida, quindi la previsione di fare delle linee guida in materia di collocamento mirato, la creazione di una banca dati sul collocamento mirato, cioè il Ministero del Lavoro già gestisce una banca dati generale sulle politiche attive del lavoro. All'interno di questa banca dati è stato creato proprio uno spicchio, una nicchia specifica che dovrà andare a raccogliere tutta una serie di dati che riguardano proprio i lavoratori disabili. Nella loro complessità, quindi una serie di dati che sono oggi nelle mani di diverse amministrazioni. Molto banalmente vi faccio l'esempio dei verbali di accertamento di invalidità che sono in mano all'INPS, piuttosto che i dati che sono tenuti dai centri per l'impiego. Il problema grosso di questi dati è che non esiste un punto di unione. Molte volte questi dati non interagiscono tra di loro. L'obiettivo della banca dati dovrebbe essere proprio questo, cioè rendere interoperabili i diversi sistemi informativi. Vi garantisco che è una cosa non semplice, perché noi abbiamo preso in mano questa attività come DG Politiche Attive da 2 anni e ancora oggi non siamo riusciti ad avere le altre amministrazioni non cedono, non ti consentono di entrare nei loro sistemi operativi. E questo rappresenta chiaramente un grosso limite anche in un'ottica di programmazione di politiche di intervento che si debbono fare a livello nazionale
nei confronti di questa tematica che è molto, diciamo, molto grossa. Poi vi dicevo, appunto, c'è stata la modifica del regime sanzionatorio di cui parlavamo prima. Una modifica molto importante è stata la riforma degli incentivi all'assunzione. È una cosa che vi dirò più nel dettaglio, diciamo, più avanti, ma l'elemento centrale di questa modifica dell'incentivo per le aziende è rappresentata dal fatto che ha reso molto più snello il procedimento, perché mentre prima era previsto un procedimento che prevedeva il trasferimento delle risorse dallo Stato alle regioni e poi le regioni erogavano alle aziende a consuntivo, cioè quindi dopo aver presentato un rendiconto delle assunzioni fatte, oggi invece il sistema, diciamo, che è quasi automatico e per le aziende è molto più semplice, perché attraverso, diciamo, una procedura telematica gestita dall'INPS si presenta la domanda per ricevere l'incentivo e mensilmente, attraverso, diciamo, i conguagli mensili, si ha diciamo, il riconoscimento dell'incentivo. E quindi questi, diciamo, sono le principali novità che sono state introdotte dal 151. Il 151, abbiamo detto prima, che prevedeva la creazione di queste linee guida sul collocamento mirato, linee guida che prevedeva, diciamo, che venissero adottate con decreto del Ministero del Lavoro. I principi ispiratori a cui le linee guida si dovevano attenere erano sostanzialmente quelle di creare a livello territoriale delle reti integrate tra i servizi sociali, sanitari, formativi, educativi, proprio per, diciamo, creare tutta una rete di supporto al lavoratore con disabilità che non fosse finalizzata esclusivamente all'inserimento lavorativo, ma che offrisse tutto un supporto per, diciamo, avere una piena realizzazione della propria vita sociale e lavorativa. Accordi territoriali tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, chiaramente, con tutte le organizzazioni sociali che si occupano di questa tematica. Altro elemento molto importante è stata l'individuazione del responsabile dell'inserimento lavorativo. Vi dico che questa è una normativa e le linee guida sono state adottate nel 2022, però ad oggi il responsabile dell'inserimento lavorativo ancora non esiste. E poi l'introduzione delle buone pratiche. Le linee guida sono state adottate dal Ministero del Lavoro con il decreto numero 43 nel 2022. Gli obiettivi, un po', diciamo, sulla base di quello che ci siamo detti, sono quelli di favorire l'utilizzo di tutti gli strumenti, i servizi e le risorse che sono presenti sul territorio nazionale, garantire una uniformità di applicazioni delle norme su tutto il territorio nazionale e quindi alla fine migliorare l'efficacia delle prestazioni che vengono erogate. Chiaramente tutto ciò tu lo realizzi attraverso una maggiore collaborazione interistituzionale, attraverso una gestione sistematica dei dati, l'elemento di cui vi accennavo prima, è la creazione di una piattaforma informatica per la raccolta sistematica delle buone prassi. Questo è uno degli elementi su cui abbiamo lavorato all'interno del Ministero lo scorso anno, cioè la creazione di questa piattaforma. Si è bloccato, ecco, piattaforma. L'obiettivo di questa piattaforma qual è? È quello di raccogliere tutte le buone prassi che vengono realizzate a livello nazionale. Per buone prassi intendiamo qualunque cosa, un'iniziativa, un progetto, un intervento su una determinata persona e che possa, diciamo, migliorare le proprie condizioni lavorative. E questa buona prassi ovviamente deve avere delle caratteristiche e soprattutto deve essere replicabile, cioè si possa ripetere su altre situazioni e su altre realtà. Quindi diciamo, col decreto 154
sono state definite sia le modalità di realizzazione della piattaforma sia i criteri di valutazione delle buone prassi. Per diciamo, creare questa piattaforma e definire i criteri di valutazione, il Ministero del Lavoro ha deciso di istituire un tavolo tecnico che ha previsto il coinvolgimento di rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi il Dipartimento che si occupa di persone con disabilità, dell'INAP, di ANPAL, anche se oggi ANPAL non c'è più, però ha partecipato diciamo, a questo lavoro, e insieme sono state definite sia le modalità di funzionamento della piattaforma, sia i criteri di valutazione delle buone prassi. Vediamo se, non ricordo se, ecco, la buona prassi viene presentata, quindi chiunque può presentare una buona prassi, un lavoratore pubblico, privato, un'agenzia, un'associazione, anche le organizzazioni sindacali, chiunque all'interno della propria struttura ha realizzato una buona prassi la può presentare. Si presenta in via telematica, diciamo, compilando un format che è stato già diciamo, predisposto e si trova su questa piattaforma, a cui si accede attraverso SPID o carta di identità elettronico o altro strumento informatico. Perché sia considerata diciamo, buona prassi deve avere dei presupposti, e cioè deve dimostrare di avere raggiunto dei risultati sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, deve avere risolto il problema che era stato identificato inizialmente, deve essere replicabile e deve essere innovativo. I criteri di selezione di conseguenza sono 7, ossia la coerenza della buona prassi, l'efficacia, quindi se ha raggiunto l'obiettivo che ci si era prefissati, l'impatto, l'efficienza, cioè in termini di costi, quanto è costata la realizzazione di questa buona prassi, innovazione e replicabilità. Questa diciamo, valutazione viene fatta da un gruppo di lavoro permanente che è stato costituito sempre presso il Ministero del Lavoro, e questo gruppo di lavoro è composto da 7 membri, rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Presidenza Dipartimento per la Disabilità, dall'INAP, e poi c'è INAIL anche nel gruppo di lavoro, e 2 associazioni maggiormente rappresentativi del tema che sono FISH e FAND. Quindi è stato finalmente costituito questo gruppo di lavoro. Vi dico, essendo diciamo, il decreto dell'11 settembre, noi abbiamo già un primo, le domande si caricano per quadrimestre, quindi da gennaio ad aprile, maggio, agosto, settembre, dicembre. Al termine del quadrimestre il gruppo di valutazione si riunisce e valuta le buone prassi che sono pervenute. Se le buone prassi raggiungono un punteggio medio-alto, sulla base di alcuni valori che se vi interessano poi potete trovare nel decreto, la buona prassi viene riconosciuta valida e quindi sarà pubblicata in una sezione dedicata del sito istituzionale del Ministero del Lavoro. Incentivi alle assunzioni. Come anticipava prima il mio collega, chiaramente ci sono degli incentivi per le assunzioni nei confronti delle aziende che assumono lavoratori con disabilità. Dunque gli incentivi variano a seconda del grado di disabilità e del tipo di contratto che viene posto in essere. Quindi nel caso di lavoratori con disabilità grave, quindi con una limitazione della capacità lavorativa superiore al 79%, oppure c'è un altro caso di minorazioni che rientrano dalla prima alla terza categoria relativamente al testo unico in materia di pensioni di guerra, cioè sostanzialmente ci riferiamo agli invalidi di guerra. Per questa categoria di lavoratori, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, è previsto un incentivo per l'azienda per 3 anni, per 36 mesi, che corrisponde al 70% della retribuzione mensile lorda,
vi ricordo, l'avevo già accennato prima, che avviene attraverso un conguaglio sulle denunce contributive mensili che fanno le aziende. Nel caso invece di lavoratore che ha una riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79%, quindi meno grave, sempre assunto con contratto a tempo indeterminato, sempre per 3 anni, però l'incentivo in questo caso non è del 70 ma è del 35%. L'ultima categoria di lavoratori per i quali si può usufruire dell'incentivo sono quelli affetti da disabilità intellettiva e psichica, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. In questo caso l'incentivo ha una durata di 5 anni, se l'assunzione è a tempo indeterminato, e per tutta la durata del contratto se il contratto è a tempo determinato. L'incentivo in questo caso è del 70% della retribuzione. Vabbè, la domanda viene presentata all'INPS, ma questo lo abbiamo già detto. Qui avevo preparato questa slide riferita agli incentivi legati ai lavoratori con disabilità previsti dal decreto lavoro, però non mi fermerei qui in quanto l'ha già in qualche modo rappresentato il collega. Sperimentazioni, questo era l'altro tema su cui brevemente mi fermerei. Allora, gli incentivi, vi dicevo prima, che venivano erogati attraverso le regioni, quindi il Ministero trasferiva le risorse alle regioni e le regioni erogavano ai datori di lavoro. Con la modifica introdotta dal 151, che ha previsto invece una possibilità diretta di richiedere l'incentivo all'INPS, il Ministero del Lavoro trasferisce quindi le risorse direttamente all'INPS attraverso un decreto interministeriale che viene rinnovato ogni anno. Per tale ragione all'interno del Ministero del Lavoro è stato costituito un fondo denominato Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che è il fondo sostanzialmente che viene girato all'INPS per sostenere il costo degli incentivi. Questo fondo si compone di 3 parti sostanzialmente. Abbiamo una parte che è rappresentata dallo stanziamento statale, quindi quello previsto da legge di bilancio. Poi abbiamo un'altra parte che è rappresentata dagli esoneri contributivi, che sono quegli esoneri concessi ai datori di lavoro per quei lavori che sono particolarmente pericolosi. Quindi in quel caso il datore di lavoro è esonerato ad assumere lavoratori con disabilità, però deve versare questo contributo. E il terzo elemento sono le donazioni, quindi sono questi 3 elementi che vanno a costituire il fondo. Per la prima volta quest'anno il Ministero del Lavoro ha deciso di destinare una parte di queste risorse, parliamo di risorse veramente minime, cioè del 3% delle risorse statali, quindi parliamo di poco più di 2 milioni di euro, di destinarle alle sperimentazioni di inclusione lavorativa. Nonostante fosse una cosa prevista dal 151, non era mai stata realizzata. E per la prima volta quindi decidiamo di utilizzare queste risorse e ci diamo come obiettivo quello di investire in attività di formazione e riqualificazione professionale nelle competenze digitali. Dobbiamo però in questa fase definire ancora i criteri di riparto delle risorse tra le regioni, quindi ci sono delle interlocuzioni in corso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per definire sulla base di quali criteri trasferire queste risorse che poi saranno gestite dalle regioni. Un breve cenno vi faccio alla relazione al Parlamento. Cioè, la relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della 68, giusto per chiudere il cerchio sulla 68, questo è l'unico strumento di monitoraggio che esiste sulla legge 68. Il Ministero del Lavoro quindi ogni 2 anni presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione. Noi abbiamo avuto un grande ritardo nell'emanazione di queste relazioni, ci siamo trovati parecchio indietro, però
oramai siamo sostanzialmente in pari. L'ultima relazione, che è l'11ª relazione, è stata pubblicata sul sito della Camera dei Deputati lo scorso 7 marzo ed è riferita alle annualità 20 e 21. Se qualcuno chiaramente è interessato ad andarsi a vedere i dati, può sicuramente trovarla sia sul sito della Camera dei Deputati che sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, dove sicuramente ci sono dei dati molto interessanti, perché sono dei dati che sono stati rilevati nel periodo pandemico e quindi dimostrano come la crisi generale che c'è stata nel mondo del lavoro chiaramente ha influito anche sull'applicazione della legge 68. Io vi ringrazio tanto dell'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie. E allora è arrivato il momento dei ringraziamenti. Ringraziamo l'ispettorato, ringraziamo il Ministero, l'ASPAL, ringraziamo anche voi che siete stati così bravi e attenti. Farei anche un applauso ai nostri tecnici che sono dietro le quinte, che hanno coadiuvato tutta la giornata convegnistica. E allora buon job day e buon proseguimento. Grazie.